Allora, siamo qui con Cesare, Andrea e Gianni alla Fiera sulla Canapa di Bassano del Grappa e siamo qui a conoscere le realtà che ci sono e che girano intorno a questo mondo sempre più verde, speriamo, e siamo qui a condividere le loro esperienze. Vai Cesare. Io sono un veterano perché sono occupato di canapa da 25 anni circa. E quindi proprio all'inizio, quando ho cominciato, di canapa non se ne parlava proprio. Ed eravamo 4 gatti, sono stato uno dei fondatori di Assocanapa, ho fatto diversi progetti, alla fine mi ero concentrato sulla canapa tessile. Poi adesso, per farla breve perché la storia è un po' lunga, nell'ultimo anno abbiamo avuto diversi contatti anche con il Movimento 5 Stelle per via della legge che poi è passata al Parlamento, in Senato, che adesso è legge dello Stato. Quindi abbiamo fatto audizioni in Parlamento, eccetera. Poi questa cosa ci ha permesso di poter lavorare anche in maniera più rilassata. Quindi da anni importo sementi, vendo le sementi agli agricoltori, faccio consulenza, convegni. Però a un certo punto c'è sempre stato un punto critico che non si è mai sbloccato, e cioè che per fare in modo in maniera che l'industria abbia a disposizione tutti i prodotti, le materie prime della canapa, quelle che servono poi per fare l'edilizia, per fare i tessuti, per fare tutto quello che è collegato col canapolo e la fibra, che sono i prodotti primari. Lì mancava una cosa fondamentale, che è l'impianto di distillatura, cioè quei macchinari, quegli impianti che servono proprio per estrarre la fibra del canapolo. Quindi gli agricoltori coltivavano, poi si trovavano lì una montagna di rotopresse e dice: e ora che ci faccio? E lì rimanevano, perché con tutta la buona volontà di Assocanapa ho fatto un impiantino in Piemonte, poi è nato un altro impiantino a Taranto. A tutti quelli che stanno in mezzo dice: io se devo mandare le mie rotopresse a Taranto in Piemonte non ci guadagno niente. Quindi tu sei riuscita ad assemblare tutta la tecnologia che avevamo già a disposizione, a rendere itinerante questo tipo di processo. Esattamente, cioè ho detto la storia della montagna di Maometto, ho detto: se non è possibile avere tanti impianti, io faccio sempre l'esempio dei frantori delle olive, no? Ci sono 36.000 frantori in Italia, dove si fanno olive, uno in ogni paese ha il frantore a disposizione. In questo caso, non essendoci appunto dei frantori, degli impianti di distillatura, che abbiamo fatto? Abbiamo assemblato un impianto, e dico assemblato perché non è che abbiamo usato macchine nuove, cioè sono macchine e tecnologie che esistono da più di un secolo. Quindi queste macchine assemblate in un certo modo gli permettono di portare in giro un impiantino pieno che però può lavorare il prodotto di 400-500 ettari. Quindi vuol dire che se in una zona gli agricoltori si attrezzano, si consorziano, cioè riescono a fare magazzino, massa critica, io posso portare lì il mio impianto, porto lì 5 container autonomi, autosufficienti, perché c'è un generatore e tutto, lì lavoro il prodotto che hanno sul posto e loro se lo possono rivendere. Non faccio neanche compra e rivendi, cioè veramente faccio conto terzi. Vado lì, lavoro il prodotto e gli lascio in mano un prodotto vendibile, che è la fibra e il canapolo. Questo per poter poi attivare tutte le filiere corte, che sono la costruzione di mattoni per l'edilizia, intonaci, estrusioni bioplastiche, tessile, cioè tutto quello che poi ne deriva, che è un'economia circolare che però deve rimanere legata al territorio, perché non ha senso che poi la porto chissà dove. Pensi che sia possibile potersi consorziare facilmente tra produttori? Diciamo che tante esperienze sono già nate, perché da quando la canapa è stata un po' sdoganata, adesso in Italia ci siano attualmente non meno di 50-70 associazioni. Qui ci sono anche le cooperative, grosse aziende agricole, quindi per poter permettersi di attivare un impianto del genere e farlo lavorare non è che servono una base agricola enorme, cioè 100 ettari in Veneto spariscono, non li vedi nemmeno, 200 ettari. E quindi niente, adesso siamo in una fase in cui l'impianto dovrà essere collaudato, ci vorrà un anno e mezzo per trovare la sintonia tra le produzioni agricole e la lavorazione, perché ovviamente dobbiamo fare un lavoro
di fino, nel senso che dobbiamo fare anche un lavoro un prodotto di qualità, non possiamo fare un prodotto di massa, perché poca quantità ma deve essere alta qualità. E quindi adesso stiamo coltivando tutti i nostri contatti con agricoltori di tutti i tipi, perché tanti sono un po' improvvisati, diciamo, sono alle prime armi. Tanti cercano, se vuoi, una alternativa alla crisi che c'è in agricoltura su altre culture, quindi non è che vengono perché sono attratti dalla canapa, ti dicono qui in agricoltura non c'è futuro, cerchiamo qualche cosa che ci dia un reddito e comunque una prospettiva un po' più di lungo termine. Quindi invece magari le hanno provate tutte, gli struzzi, le chiocciole, il tartufo, i lombrichi, alla fine dicono vabbè, proviamo anche con la canapa, funziona? Boh, non si sa. Quest'anno devo dire che è venuto fuori un altro mercato che io francamente non avevo mai preso in considerazione, perché da quando hanno fatto la legge, qui vabbè, è una questione che voi politici dovreste conoscere bene, in pratica quando è stata votata la legge, nella formulazione del testo c'è stato parecchio dibattito, soprattutto se includere o non includere le infiorescenze. E quindi cosa è successo? Che per far passare la legge e quindi non suscitare degli ostacoli è stato taciuto il nome infiorescenze nella legge. Il problema chiaramente è venuto dopo. Vabbè, facciamo i decreti attuativi, andiamo a produrre. Quelli che volevano fare l'infiorescenza hanno detto ma si può fare florovivaismo, quindi posso fare anche i fiori. Chiaramente è voluto un po' di tempo, hanno fatto una circolare esplicativa che dice ok, i fiori si possono coltivare, è lecito e non ci sono problemi, però ancora non ci dice molto sul fatto di come si vendono i fiori, cioè vendo il fiore come lo vendo, come un oggetto ornamentale, me lo metto sul tavolo, ci faccio la tisana, me lo fumo. Anche ancora questo non è stato, diciamo, chiarito del tutto, però una fiera come questa mi dice che quello che non dicono le leggi alla fine verrà nella pratica, diciamo, assorbito dalla prassi, chiamiamola così. Quindi devo ringraziare il Movimento 5 Stelle e tutti quelli che si sono spesi per far passare la legge, perché è stato un gradino fondamentale per poter lavorare diciamo coscienziosamente e creare un futuro per tutto questo settore.